Allora, le ridò la parola. Doppioni, se si intendono doppioni di reparti ospedalieri, ancora ne esistono, anche se si è fatto, come si è detto, un'operazione di pulizia nel Cioè, Veneto quello per, rispetto esatto, cioè anche ad capire, altre siamo regioni. doppioni, non devo dire doppioni, devo dire, siamo abituati un po' male, potrebbero le cose funzionare con meno risorse bene ugualmente, oppure, come si diceva un po' fuori onda prima, è anche un problema logistico, di raggiungibilità di certi plessi, di viabilità, di mezzi, cioè questo volevo chiedere sostanzialmente. Dipende da che priorità ci si dà, in questo caso nella sanità, nel sociosanitario, nel senso che affrontare tutti i temi e dare una risposta a tutti i temi è un po' complicata. Ci sono però alcune priorità che non è che ce le inventiamo noi come sindacato, se le inventa il Veneto. Le subiamo. Per esempio, abbiamo un problema che si chiama invecchiamento della popolazione. Invecchiare è bellissimo, ma comporta che c'è la cronicità. Ora, se noi non prendiamo per tempo e siamo già in ritardo questo tema della cronicità, dell'invecchiamento della popolazione, rischiamo di avere anziani che non hanno servizi oppure anziani che hanno servizi solamente a pagamento. Quindi su questo tema noi come sindacato dei pensionati CGIL e CGIL abbiamo detto chiaramente che le priorità sono non autosufficienza e servizi territoriali, le Quindi priorità da conquistare. Quindi su questo va investito risorse umane, va investito intelligenza, vanno investite risorse che, ripeto, si possono reperire, non solo dall'evasione fiscale. Abbiamo troppe USL nel Veneto, abbiamo 22 USL nel Veneto. Chi ce lo fa fare ad avere 22 direttori generali, 22 direttori Quindi amministrativi? voi dire drasticamente le riduciamo, le dimezziamo? Ma sì, ma è da tempo che diciamo questa cosa qua. Che utilità, allora, per far capire, ma che utilità avevano portato queste 22 USL? Quindi, perché comunque abbiamo detto che... Era in un momento particolare del nostro paese, non è che... Quindi si stava bene, era in si un momento poteva... particolare, ma se dobbiamo soffrire tutti, devono soffrire anche gli altri, non è solo, e soprattutto quelli che sono ammalati non possono essere... Quindi adesso si potrebbe fare in una riduzione. Allora, stiamo attenti, quando si accentra anche in politica si corre sempre il rischio che poi alla fine ci sia qualcuno solo che decide e questo non va bene. Perché non vede, come si diceva a Roma, non vedono in particolare, vedono solo il sistema nazionale. Ma si possono anche creare, come dire, gli anticorpi, cioè si possono creare organismi di controllo, di partecipazione che possono dare una mano a chi deve decidere e deve assumersi le responsabilità. Quindi 8.000 comuni in Italia sono tanti, benissimo, li diminuiamo, però non diminuiamo per i servizi nei paesi, perché sennò ovviamente i cittadini si ribellano, ovviamente. Allora, io provengo, l'ho già detto in altre trasmissioni, provengo dall'altopiano di Asiago, 8 comuni. Non è possibile che si vada avanti così a erogare i servizi, perché un comune di 3.000 abitanti non può erogare servizi efficienti e di qualità. Bisogna metterli insieme. L'altopiano di Asiago una volta si chiamava, tanti anni fa, si chiamava Spettabile Reggenza 7 Comuni. È mai possibile che qualcuno non si metta in testa che bisogna fare un processo di questo tipo per dare più servizi ai cittadini? E quei risparmi che io ho in meno consigli di amministrazione, in meno consiglieri comunali, li posso investire nel territorio, nei servizi ai cittadini. Questo bisogna fare. Quindi le risorse si possono reperire, bisogna avere la volontà politica. Benissimo, e qui arriviamo sempre quello poi il problema, perché con chiunque, qualsiasi ambito, la volontà politica di intervenire e tagliare delle teste. Una cosa, sulla non autosufficienza è una legge che non so quanto tempo che ci diamo dietro per che venga approvata in una certa maniera. Ma su tutti questi sprechi che ci sono, il sindacato deve dire la sua, perché se non deve dire la sua non ha neanche il ruolo come sindacato. Prima io ho citato gli ospedali.
Però io cito un'altra cosa che credo che sia estremamente importante. Questa politica che vuole intervenire ma non interviene mai, indipendentemente da dove siamo, noi siamo nel Veneto o in qualunque altra parte, se non interviene su queste cose che bisogna assolutamente, visto che le famiglie hanno sempre più difficoltà, anche la politica deve avere queste difficoltà, non possiamo avere tutti i presidenti che ci sono, come si diceva prima, tutti i direttori e mai nessuno viene tirato via o comunque spostato per andare a fare qualcosa di diverso. Se si vuole rimanere status quo com'è adesso, non può andare avanti e non è che diamo un grande servizio ai cittadini, perché le battaglie che sta facendo il sindacato su varie realtà, il sindacato fa delle battaglie ma di fronte si trova sempre il muro della politica. Oggi non puoi... Quindi voi non avete una collaborazione nemmeno con questo governo sostanzialmente, quindi questo è bene non ce l'abbiamo adesso, non è che abbiamo una collaborazione, ma io vorrei anche parlare del governo della Regione Veneto dove noi viviamo. Non è che qui al di là delle, ho fatto prima due esempi, delle calamità che viene... si parla 5 giorni, 4 giorni, poi si dimentica di tutto e si lascia lì fino a quando qualcuno non lo solleva. Ma se c'è il problema della non autosufficienza che crea disagi gravissimi nelle famiglie, perché ogni tanto bisogna capire com'è composta la famiglia, in che maniera la famiglia va a risolvere questi problemi. Ma non avete avuto un'apertura dal nuovo assessore? Noi abbiamo, quando si va agli incontri, forse molta gentilezza. Gentilezza loro, gentilezza noi, per non dire un'altra parola che sarebbe un po' più grave, e che quando vieni fuori di quello che hai detto, poco o niente viene applicato. Siamo in attesa dell'incontro, adesso le segreterie, i segretari generali di SPI, FNP, WILP si incontreranno a breve per decidere nell'attimo in cui prosegua insomma, questo silenzio da parte della Regione cosa fare. Perché noi pensiamo che bisogna intervenire e abbatto ancora su questo tema dei medici di medicina generale, intervenire urgentemente perché rischiamo che non riusciamo a dare una risposta ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è aprire di più gli ambulatori a livello decentrato. Ma chiedono più soldi i medici, no? Allora, arriviamo ai soldi. Allora, qua Zaia dice non possiamo aprire questi ambulatori perché la legge di stabilità, adesso vediamo la legge di stabilità cosa decide, quanti soldi ci dà alle regioni. Allora noi abbiamo ricordato a Zaia che su questa cosa dell'aggregazione dei medici di medicina generale la Regione Veneto negli ultimi anni ha dato fior di soldi, abbiamo fatto un volatino e abbiamo detto anche quanti soldi sono stati dati e sono stati dati proprio per mettere insieme, per favorire l'aggregazione dei medici di medicina generale. E sono stati dati soldi addirittura per comprare i computer. Quindi stiamo arrivando, no, ad ogni richiesta che viene fatta, sembra che non si riesca a dare una risposta. A proposito di resistenze, non ci sono mica solo le resistenze politiche, vero? Perché quello che sta succedendo nella nostra regione è che gli ambulatori, l'apertura maggiore degli ambulatori, l'aggregazione, è perché c'è una resistenza da buona parte dei medici a non aprire di più gli ambulatori, perché si mette in discussione l'attività libero-professionale del pomeriggio, lo possiamo dire chiaramente, vuol dire togliere risorse. Ma quanto percepisce un medico di base? Punto interrogativo, perché poi si va a chiedere al pensionato, al cittadino, al lavoratore dei soldi. Allora questa è un'indagine dei medici, fatta dai medici, va bene? A livello nazionale, poi vediamo anche nel Veneto. Allora, velocissimo che siamo in chiusura. Nel Veneto un pediatra di libera scelta mediamente percepisce 111.000 euro all'anno, seguito dai medici di famiglia 85.704 euro all'anno e al terzo posto invece gli ospedalieri con 85.000 euro. Allora non è mica possibile andare a chiedere il sangue alle persone, vero? E invece non ai medici, alle persone che sono malate. Sì, ai cittadini, e ad altri invece per fare qualcosa in più bisogna dare ulteriori soldi. No, infatti, facciamo i conti. Quindi i medici che non si prestano a fare l'H24, eccetera, chiedono più soldi, facciano una riflessione
sulla loro professione, insomma, in fin dei conti, perché tutti, come diceva anche Confortin, tutti devono tirare la cinghia, ma proprio tutti devono tirare la cinghia. I cittadini devono vivere con la cassa integrazione e via esatto, dicendo. E altri invece qui cassa integrazione, grazie al collega, non ce n'è cassa integrazione, questi prendono questi soldi e magari ogni anno hanno uno scatto in più rispetto a quello, ma non abbiamo mai parlato dei burocrati professori di vari ospedali, quanto prendono. Se la prossima volta ci saremo ancora e ci troveremo, portiamo qua i dati e li snoccioliamo uno per uno, vediamo che casino che viene fuori, però la gente lo deve sapere queste cose qua, che il sindacato fa la lotta anche contro questi baroni, come li chiamavano una volta, che ci sono ancora adesso. Chiarissimo, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito, speriamo di avervi dato altri elementi, altre informazioni, insomma sempre per attivare un po' la consapevolezza e naturalmente buon proseguimento e noi ci vediamo domani.